Dottore Cilona, oggi si presenta il suo libro dedicato a tanti medici famosi agrigentini. Beh, è una giornata molto importante sul piano storiografico perché parleremo di tanti medici che hanno lasciato una traccia indelebile del loro impegno professionale, medico, ma anche istituzionale, perché gran parte dei medici sono stati anche sindaci, deputati, sono stati anche presidenti, governatori di associazioni importanti come l'Aion del Rotary, quindi personaggi da mettere alla luce perché ci hanno lasciato esempio del loro impegno. Come nasce l'idea di fare questo libro dedicato ai medici agrigentini? Niente, per ricordare ad esempio Acrone, il più grande medico che è nato nel 480 a.C., poi da Impedocle, poi da Serroi, poi il medico Parisi che ha salvato la gamba a Garibaldi, poi c'è il medico che ha salvato la vita al grande poeta e scrittore Quasimodo, sono tanti personaggi e soprattutto il medico che aveva scoperto il raggi X, che è un cane cattinese che si chiama Antonino Sciascia. Quindi come vedete sono tanti i medici che hanno portato beneficio alla collettività e alla comunità della nostra provincia. Tra i contemporanei? Tra i contemporanei pochissimi, perché sono tutti un po' anziani nella storia, perché si sono laureati, sono stati medici condotti, ufficiali sanitari, medici ospedalieri, medici anche primari e soprattutto anche docenti universitari. So che già sta pensando al prossimo libro. No, sto continuando a questa opera perché ho altri nomi di medici famosi, come ad esempio Fricia di Sciacca, oppure un altro che è importante che fu professore d'università a Torino. Quindi, come vedi, sono tanti altri medici che meritano la nostra attenzione. Presidente, lei ha questa presentazione del libro di Paolo Cilona dedicato proprio ai medici che sono distinti agrigentini. Ma tutta la classe agrigentina che si è distinta e che purtroppo non c'è più, che ci ha dato tanto, ci ha insegnato tanto e che è importante conoscerli e sapere tutto quello che hanno fatto, perché guardando al passato possiamo costruire il futuro ed ecco, da loro c'è molto da imparare. Noi quest'anno è il 115° anno dalla nascita dell'istituzione Ordine dei Medici e quindi approfittiamo di questo momento per celebrare questo anniversario. E quindi è mio onore di essere il rappresentante di questa classe medica, di questa classe che tanto ha dato e speriamo tanto darà. Un esempio per i più giovani che si avviano all'attività medica. L'amore per il prossimo, dedizione, costanza, passione e competenza. Lei è tra i relatori di questa presentazione del libro del professor Paolo Cilona dedicata proprio ai medici agrigentini illustri. Sì, va bene, io ho scritto una prefazione a questo libro che presenta il dottore Cilona oggi e lui gentilmente mi ha invitato a essere presente stasera. Dirò qualcosa sempre sui medici agrigentini e sulla storia dell'ordine dei medici di Agrigento, perché questa è un'opera molto importante, perché io ho scritto pure qualcosa, un piccolo saggio con molti meno medici, mentre il dottore Cilona ne ha fatto credo almeno 130, tanti quanti sono gli anni di esistenza dell'ordine dei medici. Quindi ha fatto un gran lavoro. Penso che sarà durato molto tempo, ma lui è un appassionato di storia ed è importante perché l'Ordine dei Medici di Agrigento, quando io ho scritto il mio, mi sono accorto che non aveva un archivio storico. Molti ordini ce l'hanno e questo può essere, ecco, l'avvio di questa storia della medicina in questa città. Un giorno una giovane disse al suo uomo: perché sei venuto ad abitare da me, sei un abusivo, vai via, questa è proprietà mia. Era tua, adesso è anche mia. Ti ripeto di andartene alla festa, non voglio più vederti a casa mia. Ma la porta era spalancata. È stato un colpo di vento, una scossa,
proprio un colpo di vento mi ha fatto venire qui dentro. E vi sono rimasto, perché gli anticorpi non hanno posto alcuna resistenza. E poi sono molto desiderato dalle tue cellule impazzite per me. Ma io lo spero con pazienza e coraggio per rendere forti gli anticorpi e curare la follia delle cellule. Sarà difficile, lo so. Sarò aggredita, ci saranno giorni di prostrazione, di cattivo umore, ma risorgerò con l'amore per la vita e tornerò di buon umore. È molto difficile battere i miei geni. E non chiamarli geni, non sopporto che siano geniali nel far del male. Comunque, io con ogni mezzo combatterò e vincerò. Intanto io resto a casa tua e se mi vuoi sfrattare, chiama chi ti pare. Chiamerò in aiuto le forze dell'ordine che in questo caso sono le mie energie. Esse vogliono far tornare tutto in ordine. Non sopportando il disordine fatto da te, ti sarà sbattuta la porta in faccia. Può sembrare che ciò non sia educato, invece è più che educato, visto che tu non guardi in faccia nessuno, nemmeno chi non è ancora nell'età della prevenzione, ma attenzione, io non ti porgerò l'altra guancia, sarai tu a porgermela e a non farla franca. Sappi che la colpa è di una tua predisposizione a questa evoluzione dentro di te. E spesso è pure colpa di chi sempre di più avvelena con l'inquinamento il mondo. Ma sei tu in prima linea a fare tanto male, perciò devi essere trattato con le maniere forti, per tornare io ad essere forte riguardo a te, che non hai alcun riguardo verso di me. Spero con tutto il cuore che si continui a ricercarti incessantemente per metterti capo e poi farti scomparire come per magia e far tornare in tutti l'allegria. Passò del tempo e la giovane si scampò,